Confronto di categoria G, sono in 12 al via sul miglio, 1 Ulisse 3B, 2 Vitton, 3 Virus, 4 Vera degli Ulivi, 5 Zoe GMG, 6 Victor Dani Griff, seconda linea 7 Vaciglia, 8 Venere Mark, 9 Zodiaco Jet, 10 Roger Waters, 11 Zirax Zigil, 12 Winner Best. I favori in chiusura per Virus, Roberto Andreghetti, numero 3 dello schieramento. Stacco della macchina con Virus che, come da copione, va a condurre, mentre Zoe GMG si impegna all'esterno per cercare la posizione alla corda. Glielo impedisce per il momento Ulisse 3B, che rientra Zoe GMG, mentre partito bene anche Venere Mark dalla seconda linea. Intanto i primi 200 in 15 per Virus, che può ora comodamente rallentare il ritmo perché Zoe GMG non sembra avere intenzioni bellicose, rimane lì all'esterno senza andare a sollecitare il leader. I 400 intanto sono completati in 33, comunque un 15-3 ancora di parziale. I cavalli sono ora sulla seconda piegata, condotti da Virus. C'è intanto la terza ruota di Roger Waters che avanza dopo 600 metri. In vantaggio Virus al completamento dei 600 in 47, ne approfitta Roger Waters del rallentamento per portarsi su Virus, mentre a contatto rimane Ulisse 3B. Roger Waters avvicina Virus, mentre al largo in terza ruota sprinta anche Vitton. Tanto in vantaggio Virus dopo 750 metri di gara, al largo c'è però Roger Waters con Vitton in scia e la terza ruota di Winner Best che scatta a 500 dalla conclusione. Lo scatto di Winner Best che sospinge anche Vitton a ridosso dei primi, intanto allunga Virus. Roger Waters però rimane sempre lì, anche Zirax Zigil cerca di progredire. Siamo sulla curva finale con Zirax Zigil che viene in quarta ruota. Zirax Zigil viene deciso, mentre Virus affronta al comando addirittura d'arrivo. Lo scatto all'interno di Ulisse 3B, poi Zirax Zigil al centropista, finale con Ulisse 3B e Zirax Zigil alle prese, ma sul palo i due sono sulla stessa linea. Probabilmente Ulisse 3B riesce ancora a salvarsi da Zirax Zigil, ma è un arrivo molto stretto, 36 a chiudere, 1,16 il ragguaglio finale, con impressione che Ulisse 3B riesca a contenere il gran finale di Zirax Zigil, ma andiamo a rivederlo, questo arrivo davvero serrato con Ulisse 3B, Zirax Zigil che guadagna terreno ma sul palo si salva nettamente Ulisse 3B, mentre per il terzo dovrebbe essere il numero 8 Venere Mark, ci sembra ad aver ragione del resto dei concorrenti. Rivediamo le battute conclusive, una retta d'arrivo davvero entusiasmante con Virus che sembrava ancora padrone della situazione ma cala repentinamente. All'interno si lancia Ulisse 3B, al largo c'è il gran spunto di Zirax Zigil e così nel finale Ulisse 3B e Zirax Zigil si giocano la vittoria, mentre per il terzo dovrebbe essere Venere Mark a battere Virus. Foto probabile per tutte le piazze, probabile vittoria però per Ulisse 3B e Marco Stefani. 7,36 sarebbe la quota al totalizzatore per l'allievo di Diego Dall'Oglio, ma aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo.